Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, un altro approfondimento, altre interviste, parliamo di un tema che ci sta particolarmente a cuore perché purtroppo coinvolge sempre più persone, non solo persone anziane, non solo chi magari si trova in pensione ha problemi anche di trascorrere il tempo, trovare delle motivazioni alla noia, ma anche i più giovani. È una piaga sociale, parliamo delle dipendenze, varie dipendenze, punteremo l'attenzione su un progetto di sensibilizzazione e di lotta alle dipendenze da parte dello SPCGL insieme all'Auser, parleremo soprattutto di gioco d'azzardo, ma poi supportati da un altro ospite parleremo in generale delle dipendenze, che non è, e lo sapete bene, solo il gioco, ma ci sono anche l'alcol, ci sono anche le droghe, ma sono tutte droghe in qualche modo, punto di domanda. Vedremo di dare le risposte, anzi i nostri ospiti che vi presento subito vi daranno le risposte, quindi ben arrivato qui con noi il dottor Silvano Felisati, sociologo delle dipendenze, ex SERD Serenissima di Mestre, grazie di essere qui con noi. E ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario generale dello SPCGL del Veneto. Grazie. Allora, questa volta in veste di portatore di un progetto ci manca, diciamo così, un'altra parte che è cardine è l'Auser sostanzialmente che vi sostiene, però perché, e voglio andare un po' oltre quello che abbiamo già anche trattato in una trasmissione, perché portare all'attenzione questo tipo di dipendenza? Perché voi parlate di dipendenza in modo particolare dal gioco d'azzardo. Vero è che mina economicamente la persona, le famiglie, questo è un dato di fatto, per cui la pensione tante volte non basta e venite a scoprire anche perché non basta. Ma che cosa vi ha spinto? Poi col professore entreremo nel merito scientifico delle dipendenze. Allora, sostanzialmente le ragioni per le quali abbiamo deciso di mettere in campo un'iniziativa anche piuttosto importante sul tema della dipendenza del gioco d'azzardo, quindi abbiamo distribuito un questionario a oltre 2000 persone in Veneto, tentando di capire anche attraverso questo sistema qual è, diciamo, la dimensione del gioco d'azzardo. Certo, il questionario fa riferimento a una platea piuttosto ridotta, però abbiamo alcuni dati importanti che ci dicono che il fenomeno è in aumento. E questa è la ragione per la quale abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa. È in aumento sostanzialmente per due ragioni. Allora, la prima è che la pandemia, che ha costretto molti di noi a starsene a casa, diciamo, ha spinto le persone a utilizzare internet per il gioco d'azzardo. Abbiamo presentato anche alcuni dati dove si vede con chiarezza che l'utilizzo, diciamo, il ricorso al gioco d'azzardo attraverso le piattaforme informatiche sono aumentate esponenzialmente, diciamo, nell'anno e mezzo della pandemia. Infatti, cambiamenti, consumi di gioco pre-pandemia, esatto, dopo, esatto. C'è stato un esponenziale cambiamento, neanche e questo perché, diciamo, la situazione della pandemia ha enfatizzato quella dimensione di solitudine nella quale spesso si trovano le persone, e tra queste molto spesso gli anziani, favorendo l'utilizzo di internet per il gioco d'azzardo. Ecco, il primo punto, allora io interromperò perché adesso così teniamo viva l'attenzione di chi ci ascolta. Solitudine, professore, dopo io le chiederò, è proprio la solitudine, quindi chi ci ascolta lo sa bene a volte che cosa ha detto, quindi sarà un primo capitolo, problema solitudine, che però è stato un problema anche trasversale, non solo delle persone anziane ma di tantissimi, quindi questo sarà prego, così vi intervallo e vi rendo. No, quello che caratterizza il nostro periodo storico è sinceramente una situazione di profondi cambiamenti comportamentali nei confronti delle generazioni precedenti, e cioè sommariamente il periodo che stiamo vivendo, in qualche modo il concetto del noi, il concetto dell'altro è quasi del tutto sparito, c'è solamente un io.
Cos'è questo io? È un io che ha a che fare a livello intimistico e privato, quindi micro, ma anche macro, nel senso che le persone, poi vedremo un momentino, sia giovani che meno giovani, in qualche modo stanno vivendo, da qualche quinquennio, decennio, una situazione complessiva di sfiducia nel divenire in futuro. Nel senso che il futuro, attualmente, oltre al concetto che accennava appunto Massimo, nella pandemia è caratterizzato anche da una o due guerre, da una crisi economica, da una crisi ecologica, da una crisi occupazionale, c'è un futuro un momentino molto oscuro. E soprattutto quello che caratterizza il nostro periodo è un altro concetto chiave, la mancanza di solidarietà. A due livelli, uno a livello familiare, nel senso che le famiglie sono sempre più piccole, più ristrette e vedo un po' il proprio orticello, e a livello un momentino più largo la solidarietà con chi? Con gli amici, vediamo un po', con le associazioni, col privato, è in qualche modo tutto un discorso molto, molto confusivo. Quello che viene, per esempio, come diceva la intervistatrice, anche il concetto dei giovani, no? Negli anni 70, per esempio, il giovane voleva fare a modo suo storia, voleva in qualche modo soprattutto essere protagonista. Oggi invece i giovani si sono ritirati in sé e anche qui nel nostro paese, in Italia, anche nel Veneto, accennavamo qualche altra volta, emerge questa figura di origine giapponese, gli hikikomori. E non sono pochi i giovani che si chiudono in casa. Certo, si dedicano a questo tipo di nuove espressività. Di nuove non espressività, di chiusure. Allora interrompo, scusi, dopo riprendiamo il filo del discorso, che sono sempre cose molto importanti. Ci riallacciamo, abbiamo visto quindi che è trasversale, voi però l'avete analizzato in modo importante come solitudine e cambiamento comportamentale. Prima si poteva uscire tranquillamente e frequentare anche gli ambiti sociali rappresentati dal sindacato stesso, da tutto quello che è l'Ofe, l'Auser, come tantissimi altri, la parrocchia, i bar, eccetera. Viene a mancare questo, si innescano questi meccanismi perversi. Poi vorrò andare un po' più a fondo di questi meccanismi anche nella persona più anziana. Sì, diciamo, ci sono questi elementi qua che poi magari ci torniamo anche sopra, ma dicevo c'è anche un altro elemento che ha caratterizzato la vita sociale di questi ultimissimi tempi, e cioè l'aumento della povertà. Questo riguarda sia il lavoro dipendente, nel senso che stiamo denunciando ormai da tempo che purtroppo e drammaticamente oggi anche chi lavora può essere povero, cioè avere difficoltà a sostenere la famiglia, arrivare a fine mese, eccetera. Per non parlare della condizione dei pensionati, dove le pensioni cominciano a essere sempre più insufficienti anche rispetto al dato inflattivo per garantire, diciamo, un'esistenza dignitosa. E qui c'è, diciamo, il virgolette ricatto del gioco d'azzardo che, come si dice, ti fa pensare che la vincita ti cambi la vita. E cioè, come diceva Silvano un attimo fa, non un'azione collettiva per migliorare le condizioni individuali e collettive, ma una scelta che guarda a se stesso. Gioco per provare a cambiare la mia esistenza. Poi, dirà meglio Silvano, il tema della patologia è un po' più complicato, nel senso che il gioco continua a essere, diciamo, una via di uscita per proprie condizioni, diciamo, psicologiche, interiori, eccetera, e il giocatore patologico continua a giocare anche quando vince. Certo. Ecco. Però, e qui appunto siamo nell'ambito della patologia. Però la diffusione del gioco d'azzardo, io dico solamente un dato, la stima è che per il 2023 la massa di denari che ruota attorno al gioco d'azzardo è stimata attorno ai 135 miliardi in Italia, quindi stiamo parlando di cifre spaventose. Sì.
ed è appunto la ricerca di cambiare la propria esistenza attraverso, tentando la fortuna. La speranza. Questo è un altro, sì, interrompo di nuovo perché qua mi interessa anche l'intervento, professore, perché i nostri telespettatori ci hanno scritto a seguito anche della trasmissione, hanno fatto anche delle considerazioni quasi molto, molto approfondite, quasi da persone con cognizione di causa, chiedendoci perplessi come è possibile che si crei una dipendenza. Poi parliamo di altre dipendenze, se non c'è una sostanza che agisce e non è una droga, non è come il fumo, non è come, e quindi erano perplessi su questa cosa qui. Siccome noi non avevamo la sua figura scientifica per poter dare delle risposte, né è giusto che si ci metti in questo persone che si stanno occupando di altro, a noi serve che lei spieghi, voi che avete studiato, è lei che se ne occupa tantissimo tempo, che cosa succede, perché? Allora, nell'ambito delle dipendenze abbiamo le dipendenze da sostanze, droga, alcol, le dipendenze dette proprio non chimiche, come il gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo, la TV, il sesso, non chimiche. Cosa succede qui? Che mentre io assumo alcolici o mentre io mi drogo, il mio fisico chiaramente dall'esterno assume una sostanza che ha a che fare non solo con l'organismo interno, il fegato, lo stomaco, ma va soprattutto nel cervello e mi cambia il mio atteggiamento, il mio modo di essere. Quando invece per esempio gioco e non assumo sostanze, poi vedremo se è proprio vero in che misura non si assume sostanze, il mio organismo produce delle sostanze che in qualche modo chiamiamo in senso sommario adrenalinica, che sia poi la dopamina, la serotonina, è un qualcosa che mi dà in qualche modo una spinta, tra virgolette, di coraggio. Faccio un esempio banale, adesso sono le 3:30, se io so per esempio che questa sera alle 5:30 andrò a giocare in un posto, non è che la mia mente, il mio fisico è focalizzato in quel momento nel quale io gioco, c'è un prima e c'è un dopo. Io ci sto pensando da 3 ore che questa sera alle 17:30 andrò a giocare. E mentre gioco succede un'altra cosa, ecco qua il discorso non chimico, che il gioco, in senso buono quando è lieve, in senso più patologico quando in qualche modo è assiduo, svolge la funzione di ansiolitico. Ecco il concetto che... Quindi ci sono sostanze a livello biochimico nel cervello che si muovono. Certo, e soprattutto quando io gioco, soprattutto non penso. Ecco che mi ricollegavo al concetto della perdita delle ideologie che sono morte, del concetto del divenire degli altri, della solidarietà, no? Quindi io da solo praticamente gioco e ho la funzione di non pensare, così sto meglio, come prendessi un ansiolitico, dicevo appunto a Massimo strada facendo, per dormire. Il concetto qual è? Che tutte le centinaia di giocatori che ho conosciuto, se chiedi al giocatore perché giochi, chiaramente lui anche così tu curti dice perché voglio spero di vincere, no? Ma invece questo è un tranello molto grosso, perché non è vero, lui sa benissimo inconsciamente che non vincerà, o perlomeno se vince qualche somma è decisamente sproporzionato tra la somma che lui vince e quella che ha giocato. Però ti Quindi dice... il discorso lo sa, il motivo diciamo, dell'arricchimento, uno dentro di sé sa che non è così, cioè se lo dà come giustificativo sociale a questo punto. Però sia il povero che ha lo stipendio, la pensione... Ma anche il ricco, vediamo i giocatori adesso. E il ricco... infatti, ecco, in questo ancora senso... di più chi ha soldi, abbiamo scoperto adesso. Sì, non credo, perché poi c'è il concetto, siccome a me interessa giocare, abbiamo di giocare, io farò di tutto, io ho conosciuto, detto sommariamente, persone ricche, indebitate fino all'osso, sì. come persone senza lavoro o con lavori diciamo un po' così, diciamo irrisori, che giocavano il tutto. Perché poi c'è il discorso, questo è interessante perché il gioco mette tutti sullo stesso piano, il ricco e il povero. Perché quando siamo di fronte alla macchinetta, di fronte a gratta e vinci, di fronte al tavolo, di fronte al gioco, il ricco miliardario e il povero lì sono uguali, tutti e due giocano. Quindi comunque è importante capire che c'è un meccanismo preciso, biochimico che il nostro cervello, il nostro organismo nutre, cioè produce delle sostanze che in qualche modo mi fanno star bene. Ma in effetti, ecco, questo l'abbiamo detto, ma è bene anche chiarirlo, che il gioco
il giocatore la considera una medicina, no? Nel senso che, diceva appunto a Massimo, stava facendo che dietro ogni dipendenza, che sia quella da droga, di alcol, di gioco, dietro la dipendenza c'è un malessere esistenziale dell'individuo, uno star male, e pensa, a modo suo, si illude che attraverso l'uso di sostanze come la droga, come l'alcol, o di non sostanze come il gioco, possa in qualche modo, se non risolvere, alleviare il proprio malessere. Alleviare. In effetti, mentre io gioco sto bene, o mentre io bevo, meglio ancora, abuso di alcolici, tra virgolette, sto bene. Ma là uno anche lo capisce, però invece del gioco non è così compreso a tutti, per cui lei l'ha spiegato molto bene. Tornando adesso alla vostra ricerca, voi vedevamo prima la slide che era molto interessante, avete visto il cambiamento del modo di porsi nei confronti del gioco, lentezza di una volta, quindi ci dica un attimo, perché poi faccio intervenire il professore che ci spieghi se una volta si poteva creare dipendenza o se si crea solo perché adesso sono cambiati, si usano i device, ci sono altri strumenti, prego. Diciamo, le patologie sicuramente c'erano anche 20, 30, 40 anni fa, insomma. Abbiamo visto quella slide prima, non so se è possibile delle modalità veloce e lento. Sì, sì, nel senso che, per esempio, eccolo qua, insomma, no, cioè prima c'era appunto la lentezza del gioco, la ritualità, nel senso che facevi, che ne so, la tombola a Natale con tutta quanta la famiglia, quindi una socialità, la manualità, eccetera. Questi elementi, complice anche l'innovazione tecnologica, ha prodotto una cosa per cui appunto il gioco d'azzardo oggi è molto, molto più veloce, il consumo è semplice, quel gioco è fatto in solitudine, non occorrono grandi competenze informatiche per collegarsi a internet e giocare, la riscossione è spesso immediata, mentre che ne so all'Lotto oppure al Totocalcio dovevi aspettare un sacco di tempo prima che ti arrivasse la vincita, qui ti arriva praticamente in tempo reale. Quindi la velocità e la semplicità di accesso sono elementi che spingono la persona a fruire sempre più di quelle piattaforme. Va detto, proprio per essere chiari, che una cosa è appunto la persona che si gioca 2 euro all'Lotto alla settimana, e lì non stiamo parlando di patologia, insomma. Qui la ricerca che abbiamo fatto e le iniziative che stiamo facendo sono rivolte a chi è portatore di patologie, e cioè di persone che rischiano di rovinarsi la vita, di rovinare le famiglie, nel senso creare situazioni drammatiche all'interno delle famiglie. E come abbiamo detto anche durante l'iniziativa che abbiamo fatto, questo non è appunto il vizietto della persona un po' particolare, eccetera. Questa è una malattia e va trattata esattamente come si trattano le malattie, perché stiamo parlando di cose serie, di situazioni che compromettono l'esistenza delle persone. È una malattia, ecco, quello che diceva Massimo mi stimola moltissimo a un'ulteriore riflessione. Giustamente Massimo ha messo in gioco il concetto di malattia. Qui la gente, le persone, ecco, è portata un po' a pensare che in effetti se la dipendenza da gioco può diventare una malattia, allora come tutte le malattie si possono curare. Poi la medicina, pur avendo fatto dei passi da gigante, è vero, se uno dice malato, la medicina può anche fallire, purtroppo non è che viviamo... Però quello che è bene chiarire anche in questa breve occasione è curare la malattia da gioco. Cosa vuol dire? Non è che io vado dal medico, dal sanitario e dico, come dico, mal di pancia, se mi dà una pastiglia per mal di pancia, io gioco se mi dà un prodotto farmaceutico per affrontare il vizio. Non esiste, non c'è. Questo è il punto. E qui il punto è che allora il medico si trova combattuto, perché cosa c'è? Che dietro la malattia, la dipendenza da gioco, ci sono altri effetti collaterali del comportamento, tipo la manifestazione di sindromi di ansia e depressione. E allora interviene
l'aspetto farmacologico. Allora io medico ti prescrivo un farmaco per l'ansia e la depressione causata da tutti i conflitti familiari che emergono, dal mio senso di fallimento, dalla mia disperazione, eccetera, per l'ansia e la depressione. Ma non ti cura la dipendenza? No, perché il giocatore pensa che il farmaco buono per lui sia quello di giocare. E quindi c'è assolutamente. Ecco, lasciandoci a fatti di cronaca, abbiamo visto dei giocatori famosi del mondo del calcio, per esempio, che hanno riscontrato questa grandissima dipendenza, e lì ad alcuni è sembrato veramente strano, perché persone molto benestanti, in ambienti anche estremamente attrattivi, con ruoli sociali riconosciutissimi, eccetera, e la risposta che tanti sono sentiti dire è un po' il discorso del non aver della noia, riempire il tempo e del mettersi in gioco in altri ambiti. Può essere anche questo, e quindi bisogna stare molto attenti, perché il target che si riferiva del pensionato che vuole, cioè ci sta tutto, e soprattutto chi è uscito dalla società, per cui uno dice esci dal ruolo sociale, insomma a volte è impattante, ma queste figure invece? No, questo è un concetto di fondo particolarmente importante, nel senso che il concetto di noia, perché anche la noia può avere anche un risvolto positivo, nel senso che lo stare in senso attivo, senza far nulla, aiuta in qualche modo a elaborare il nostro modo di pensare, di vedere alcuni concetti, alcune emozioni che sto provando. Quella è una noia però attiva e propositiva. Il fatto invece di avere in senso, scusate il termine un po' nichilistico, cioè il senso del vuoto, il senso del nulla, questo comporta una forma di profonda angoscia, sia per le persone che lavorano che per il pensionato. Le persone, io ho conosciuto tanti lavoratori, anche con livelli diciamo manageriali, dove la propria attività soddisfaceva a un certo tipo di cose, no? Però dopo, finito quel lavoro, il soggetto si sentiva un nulla. Perché? Perché in un qualche modo, come diciamo, vive un analfabetismo emotivo, nel senso che non riesce a rapportarsi alla vita privata, alla vita domestica, al quotidiano, in maniera... E diventa un problema sociale. Diventa un problema. Certo, problema sociale. Allora, la interrompo un attimo, professore, perché sono temi molto importanti, anche quanto sta dicendo Massimo Cestaro. Torniamo insieme pochissimi secondi, restate con noi, canale 19, pubblicità.